profila un testa a testa a Vicenza tra il sindaco uscente Francesco Rucco e lo sfidante di centrosinistra Giacomo Possamai, con gli altri contendenti che al momento non riuscirebbero nemmeno a entrare al Consiglio Comunale. A Treviso si profila la vittoria di Mario Conte, candidato per il centrodestra unito. Lo spoglio è in corso, ma il candidato del centrodestra è al 60% ed è sfida tra le liste che lo appoggiano. San Donà di Piave, il più grosso dei 4 comuni al voto, nel veneziano sfida a 3, la vittoria è andata ad Alberto Teso. A Piove di Sacco riconfermato il centro-sinistra, vittoria di Lucia Pizzo, vice sindaco uscente. Ascolteremo, dice, i cittadini. È molto bassa al 54,53% dei votanti l'affluenza definitiva ai seggi per le elezioni comunali in Veneto rispetto anche al dato nazionale. Per quanto riguarda i 2 capoluoghi di provincia, meglio Vicenza 54% che Treviso 52%. Scivola sul sentiero durante un'escursione e muore sotto gli occhi del marito di una coppia di amici, vittima una donna di 75 anni. La 94esima adunata degli Alpini a Udine, record di ascolti per le reti del gruppo di Media Nord-Est che ieri hanno trasmesso in diretta l'intera manifestazione. Oltre 1 milione i telespettatori che su Antenna 3, Rete Veneta e Tele 4 hanno seguito la sfilata delle penne nere. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, l'avete sentito, in primo piano abbiamo la cronaca in primo piano le elezioni amministrative, la politica, e vedo subito sullo schermo, andiamo a Treviso, dove vedo già sullo schermo la nostra Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Ciao Daniela, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo nella sede della provinciale della Lega al K3 di Villorba con Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, perché si stanno seguendo naturalmente i risultati dal capoluogo, molto lenti dobbiamo dire, ci sono 11 sezioni, 11-13 sezioni in questo momento su 77, ma c'è un trend incoraggiante, diceva Coin, perché Mario Conte si sta assestando in questo momento, lo spoglio ancora lungo, sul 65%, con un Denardi intorno al 27%, quindi se non verrà sovvertito, salvo colpi di scena che non ci aspettiamo, questo dovrebbe essere un po' il risultato. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, i dati che ci arrivano anche dai rappresentanti di lista sono assolutamente in linea con quelli che sono i dati ufficiali. I rappresentanti di lista nelle sezioni ci comunicano anticipatamente quello che si sta scrutinando e i dati sono in linea, appunto, come ho appena detto. Soddisfazione? Sì. Sì, assolutamente sì, perché vuol dire insomma che è riconosciuto il lavoro che Mario e la sua amministrazione hanno fatto in questi 5 anni e quindi la soddisfazione assolutamente c'è. Con una Lega che in questo momento tiene a Treviso anche nei confronti di Fratelli d'Italia. Ma alla fine poi il dato, questo lo valuteremo successivamente. Ora la cosa importante da sottolineare è il consolidarsi di un percorso che va verso la riconferma di Mario Conte, e questa è la cosa che principalmente ci interessa. Dopo il conteggio rispetto ai consiglieri comunali che verranno eletti, alla loro ripartizione, ai voti sui partiti, lo vedremo nelle prossime ore o addirittura domani, insomma. Qui al K3 stiamo aspettando che arrivi Mario Conte. Velocemente le chiedo della provincia, perché ci sono dei chiaroscuri invece per la Lega in provincia. Sì, partiamo dagli scuri. Abbiamo perso a Nervesa, ad Arcade e l'altro comune Nervesa, Arcade e Istrana. Istrana mi sta al cuore, per quello forse faccio più fatica a dirlo, ma in effetti ci abbiamo perso in questi 3 comuni, vincendo invece a Moriago e a Vedelago siamo un testa a testa con Trapperin, con il candidato sì, civico con Trapperin e Giuseppe Romano. Su Treviso lo abbiamo detto, e su San Biagio di Callalta in coalizione abbiamo vinto con Valentina Pillon, dove mi dicono insomma abbiamo fatto anche 3-4 consiglieri comunali, quindi siamo assolutamente soddisfatti dei risultati che stanno arrivando. Benissimo, io ringrazio Dimitri Coin, penso ci siano tanti altri contributi e collegamenti, quindi Daniela ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Lina Paronetto. Noi intanto vediamo se riusciamo a leggere la tabella eccolo qua, da Treviso, Mario Conte 64,78%, Denardi 27,35%, Rocco 4,60% e Mestriner 2,63%. Questi sono i dati per ora. Ovviamente poi, come avete sentito,
Pizzo, molti comuni ancora stanno verificando le schede, stanno facendo lo spoglio, mentre ci sono dei sindaci già eletti in alcuni comuni. Poi ovviamente nel corso dei telegiornali anche di Venezia e Treviso vi daremo anche tutti i nomi dei sindaci. Vedo sullo schermo ora, se non sbaglio, la nostra Sharon che si trova a Vicenza, se non sbaglio. Sharon, buonasera. Buonasera Daniela, testa a testa, Rucco Possamai. Come vedete siamo a 65 seggi, siamo con Sandro Pupillo, Civici con Possamai. Commentiamo questo numero. Siamo contenti chiaramente perché i risultati che stanno arrivando sono risultati che confermano quello che continuiamo a dire, cioè di aver fatto una campagna elettorale compatta, unita, onesta, su temi, su contenuti, con uno stile ben preciso, non di attacco ma di proposta, e pare che insomma questi sono dati ufficiosi ma che l'elettorato ci stia premiando. Ve lo aspettavate? Ci aspettavamo un risultato buono, non ci aspettavamo un risultato così buono. Però noi siamo certi di una cosa, che Rucco ha raccontato una storia fino ad oggi che a noi non convinceva, una storia che lo vedeva vincere addirittura al primo turno. Per noi non è mai stato così e la partita, come si vede dai risultati, è quanto mai aperta. La partita al momento continua? La partita continua, noi siamo carichissimi, se i dati lo confermeranno da stasera saremo ancora più carichi e andremo al ballottaggio con il giusto spirito per vincere. Grazie a Sandro Pupillo. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero. E come avete sentito, una partita, ha detto, ancora aperta effettivamente, ed vediamo subito la schermata con il Possamai 47,79%, seguito da Rucco 42,90%, lo vedete, sono davvero testa a testa. Cicero con 2,39 e Crescioli 2,05. Questi sono dunque i dati. Zoppello 1,90, Bortolotto 1,86 e Simone 0,93. Questi dati di Vicenza, un testa a testa. E però ci spostiamo ora da Vicenza a Venezia, dove a San Donà di Piave, scusate, dove invece è stato già eletto il sindaco. Vedo la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buonasera. Sì, eccoci qui, come vedete insieme a noi ci sono tutti, eccoli qua. Ecco, allora avete sentito questo applauso, non abbiamo ancora il dato ufficiale, però insomma il nuovo sindaco di San Donà di Piave è lei, Teso. Sì, adesso siamo ancora in festa, stiamo festeggiando, siamo un po' emozionato, però insomma questa cosa la sentivamo già negli ultimi 15 giorni, insomma si sentiva nell'aria un clima molto favorevole. Adesso insomma vedremo le percentuali definitive, però insomma una vittoria netta, una cosa che mi dà ancora più responsabilità, perché questo successo è un mandato molto chiaro della città di San Donà di Piave, di San Donatesi, e bisogna iniziare a lavorare subito. Ci danno un compito molto importante i San Donatesi e noi dobbiamo assolutamente meritare questa fiducia che ci hanno dato, una fiducia importante e tante cose da fare. Cominceremo subito a lavorare. Adesso possiamo anche dirlo, perché nel corso della giornata i nostri vari collegamenti ci eravamo un po' trattenuti, però insomma ve lo aspettavate di vincere al primo turno? Sì, devo essere sincero, per scaramanzia non si diceva, però insomma tra di noi, ripeto, soprattutto nell'ultimo mese avevamo percepito questa grande voglia di cambiamento e la fiducia da parte dei sandonatesi. Siamo partiti a gennaio su questa piazza con la mia presentazione, con questo auspicio, insomma, chiudere la partita al primo turno, e poi man mano che la maratona, come ha sempre detto Francesco Calzavara, è iniziata,
proseguendo ci siamo resi conto che potevamo tagliare il traguardo in un ottimo tempo e con un ottimo risultato. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me fin dall'inizio e tutti quelli che hanno corso assieme a me, sia i 120 uomini e donne che si sono schierati apertamente e tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, da chi ha guidato il camion con la vela, a chi ha attaccato i manifesti, a chi ha distribuito volantini, insomma ci siamo dati parecchio da fare. Grazie Teso, velocissimamente qui con Luca Spavanetto possiamo commentare tutti e 4 i comuni del veneziano hanno visto trionfare il centrodestra. Allora, il centrodestra unito vince, l'abbiamo dimostrato a Pianiga, l'abbiamo dimostrato a San Stino di Livenza dopo 40 anni che governava il centrosinistra, l'abbiamo dimostrato a Martellago con la riconferma di Andrea Saccarola e naturalmente il più grande dei risultati, abbiamo espugnato la sinistra, una città che è stata rovinata in questi anni ma adesso potrà rinascere veramente con Alberto Teso. Ecco, allora avete sentito, sotto questi applausi noi restituiamo la linea qui da San Donà di Piave, ci vediamo nell'edizione del TG di Venezia alle 19. Grazie davvero Ilaria. Dunque il nuovo sindaco di San Donà lo avete visto, Alberto Teso, la festa ora a San Donà e vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con Vicenza, non so se abbiamo già il collegamento con il nostro Carlo Inghilleri, ancora non abbiamo collegamento, passiamo da Vicenza a Treviso, vediamo se abbiamo dei collegamenti con i colleghi che si trovano ovviamente nelle sedi elettorali. Eccolo qui, lo vedo, Carlo Inghilleri. Carlo che si trova nella sala del Consiglio Comunale. Carlo, buonasera. Sì, buonasera Daniela, buonasera a tutti i telespettatori. Chiedo a Silvio Giovine che stava andando via, lo fermiamo al volo perché deve correre, c'ha un'urgenza. Chiediamo a Silvio Giovine come commenta questi dati che avete dato prima con Sharon, quindi sapete già che è un testa a testa, si sta andando verso il ballottaggio qui a Vicenza, e quindi un commento, sensazioni? Sì, la premessa è d'obbligo, sono dati parziali, è altrettanto vero che ci auguravamo di commentare dei dati diversi. Detto questo, mi pare che le proiezioni portino quasi certamente a un ballottaggio e lì si aprirà un'ulteriore partita e chiaramente ce la metteremo tutta per confermare il governo del centrodestra a Vicenza. Ecco, Silvio Giovine, che tra l'altro è deputato di Fratelli d'Italia e quindi in questo momento ha anche una responsabilità qui sul Vicentino, come pensa di spiegare questo tipo di risultato al momento in cui stiamo parlando? Perché poi si potrebbe anche ribaltare tutto magari dopo il ballottaggio, però al momento in cui stiamo parlando sicuramente c'ho un ritorno in cuffia molto forte, quindi sposto l'auricolare, scusate. E al momento in cui stiamo parlando però c'è un vantaggio di Possamai che non avrebbe dovuto esserci, perché secondo le previsioni, secondo i sondaggi del centrodestra avrebbe dovuto essere una situazione esattamente opposta, cioè il centrodestra in vantaggio, vicino a un soffio dal vincere al primo turno, invece il centrosinistra che doveva lavorare proprio per riuscire a portarvi al ballottaggio. Ora la speranza è vostra di andare al ballottaggio. Ma detto che comunque mancano una buona parte di seggi da analizzare, stiamo parlando di oltre il 50%, è evidente che non è questo il momento per fare delle analisi specifiche. Ribadisco che evidentemente ci auguravamo tutti di commentare dei dati diversi. Ora attenderemo l'esito finale di questa prima tornata e, ripeto, ci prepareremo per una partita che sappiamo essere completamente differente da quella del primo turno, che sarà il ballottaggio. Certo, e quindi un buon lavoro a Silvio Giovine, all'onorevole Silvio Giovine, che adesso deve andare perché ci sono anche questioni nei seggi. Ah beh sì, sono delegato della lista di Fratelli d'Italia, quindi abbiamo tutta una serie di questioni anche lì da presidiare, quindi mi scuso appunto con i telespettatori, no, appunto devo scappare. Grazie. Buon lavoro e grazie. Bene, direi che per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo, grazie anche al suo ospite. Noi ora vediamo se riusciamo a collegarci, lo vedo già sullo schermo il nostro Christian Arboit a Treviso, dove lo avete sentito, insomma si sta già pensando alla vittoria di Mario Conte con un 60%, ma vediamo che cosa ci dice Christian Arboit.
Sì Daniela, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Sono all'interno della sede elettorale di Giorgio Denardi, il candidato sindaco civico del centro-sinistra. 6 le liste che lo sostengono: la lista personale Giorgio Denardi sindaco, il Partito Democratico, Europa Verde, Volt e ovviamente Treviso Civica e Coalizione Civica. 6 liste per Denardi, ma appunto i dati al momento danno in nettissimo vantaggio Mario Conte, il sindaco uscente. Giorgio Denardi ha parlato con noi a lungo nel corso della diretta, ha rilasciato importanti dichiarazioni, ma adesso si è preso qualche minuto di pausa in attesa di vedere i dati definitivi o quasi definitivi, insomma, perché le operazioni qui a Treviso procedono a rilento. Come un giovane candidato consigliere, Alessandro Landi, siete soddisfatti di questo primo risultato? Siete al 27%, forse troppo poco, in linea con le vostre aspettative? Ci dica Landi. Guardi, innanzitutto è ancora presto per dare il risultato definitivo, però siamo comunque insomma, non felicissimi di questo risultato che si sta delineando. Vediamo che il sindaco Conte si avvia verso una riconferma a malincuore. Il nostro progetto era quello di coinvolgere molte persone, molti giovani nella città di Treviso. In questo senso è stato molto difficile, perché abbiamo visto anche un consenso abbastanza diffuso per il sindaco in carica. Tuttavia Giorgio ha dato dimostrazione di essere una persona veramente generosa, pronta a mettersi a disposizione della sua comunità, e di questo sono molto orgoglioso. Siamo tutti molto orgogliosi di Giorgio. E forse Landi a mancare sono stati proprio i giovani, sembra appunto dalle prime così analisi del voto, dell'affluenza. Ma sì, sicuramente il problema dell'astensione riguarda soprattutto anche la fascia dei giovani, il fatto che la città si stia spopolando, che è un trend europeo ma anche locale, sotto gli occhi di tutti, il fatto che non si riescano a coinvolgere giovani ma anche e soprattutto insomma, anziani, adulti di ogni fascia d'età deve allarmare non poco la comunità politica locale e nazionale. Questo quindi è il primo dato, insomma, che emerge da questa tornata amministrativa a Treviso. Torneremo a collegarci nelle prossime edizioni. Ovviamente in questo momento c'è una bolla sulla politica trevigiana, perché tutti stanno attendendo l'arrivo dei risultati. Insomma, stanno procedendo a rilento queste operazioni di scrutinio, ma insomma fra mezz'ora per l'edizione trevigiana cercheremo di essere più completi. A te la linea, Daniela. Grazie davvero, grazie a Cristian. Noi andiamo subito a Piove di Sacco, dove è stato riconfermato il sindaco Lucia Pizzo, vice sindaco uscente. Sentiamo la nostra Valentina Visentini. La vedo sullo schermo. Valentina, buonasera. No, Daniela, vice sindaco Lucia Pizzo, che però adesso è diventata sindaco ed è qui con me. 2 secondi al volo, perché ce la stiamo contendendo un po' tutti, però insomma è qui in diretta su Antenna 3 per dire: sindaco, se l'aspettava questa vittoria? Abbiamo lavorato per vincere, certamente, abbiamo lavorato con stile, con un bel programma concreto, ambizioso, con una squadra composta per l'80% di giovani e di persone che si sono messe al servizio generosamente della città con belle competenze. Sono molto contenta della squadra, senza simboli di partito, e risponderemo solo ai nostri cittadini anche sui temi sovracomunali. Grazie. Sindaco, la lasciamo perché sta festeggiando ovviamente e ci sono tante le interviste che deve fare la sindaco Lucia Pizzo. Piove di Sacco, il comune più grande nel Padovano al voto, non c'è stato ballottaggio perché i candidati erano 2, quindi Lucia Pizzo è stata eletta al primo turno. Per quanto riguarda gli altri comuni al voto nel Padovano, tante riconferme, a partire da Mestrino, l'altro comune più grande, dove è stato confermato con quasi il 60% il sindaco uscente Marco Agostini. Conferme anche a Solesino per il sindaco Elvi Bentani, a Maserà per il sindaco Gabriele Volponi, a Galzignano candidato unico con un plebiscito, 94% di consensi, terzo mandato per Riccardo Masin. Confermato
stato riconfermato a Borgo Veneto Michele Sigolotto, a Codevigo vince il vice sindaco uscente Ettore Lazzaro, a Megliadino San Vitale il candidato vincente è Vascon, ancora non si sanno i risultati invece per gli altri due comuni, Casalserugo e Villanova. A Casalserugo c'è un testa a testa tra i due candidati, a Villanova invece è in testa la candidata che è espressione dell'amministrazione uscente. Questi sono i primi dati per quanto riguarda il Padovano, che ha registrato un'affluenza in calo rispetto alle tornate elettorali del 2018, dove erano andati a votare il 60% degli aventi diritto. Quest'anno si è fermata al 56% dei votanti. Da Piove di Sacco è tutto. Daniela, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio e vi lascio con le immagini della festa di Piove di Sacco. Ed andiamo avanti, andiamo a Belluno. I 4 comuni al voto hanno già il loro sindaco. Sentiamo tutto nel servizio di Tiziana Bolognani. Vento in poppa per i 4 candidati alla carica di sindaco in altrettanti comuni della provincia, ma se per 3 di questi la gara è stata apparentemente più semplice, con il quorum del 40% superato già la chiusura dei seggi nella prima giornata di voto, per Cindy Manusci, giovane avvocata bellunese, la tensione ha mollato la presa solo questa mattina e così è l'esponente di Pieve Futura a vincere la sua corsa solitaria che la consacra nel ruolo di sindaca di Pieve di Cadore. Nel paese del Tiziano l'affluenza è stata del 48,31% contro il 53,77% di 5 anni fa ed è tutto sommato il dato più basso registrato fra i 4 comuni al voto. Manusci è la seconda donna a indossare la fascia di sindaco a Pieve di Cadore dopo la passionaria Maria Antonia Ciotti. A Canale d'Agordo gli elettori hanno premiato la proposta di Massimo Murer, già vice sindaco nella consigliatura guidata da Flavio Colcernian. L'affluenza nel paese di Papa Luciani ha superato di 4 punti percentuali quella della precedente tornata, 62,42%, un vero e proprio record in provincia. A Cencenighe per la terza volta consecutiva gli elettori hanno dato fiducia a Mauro Soppelsa, che diventa sindaco grazie a un'affluenza pari al 57,57%, anche in questo caso 4 punti in più rispetto a 5 anni fa. Boom di elettori anche a Sospirolo, che ha fatto registrare quasi il 10% in più dei votanti. Alle urne per la riconferma di Mario De Bonna si sono recati il 56,81% degli aventi diritto al voto. Auguri di buon lavoro ai 4 nuovi sindaci bellunesi e una riflessione sono arrivati dal presidente della provincia Roberto Padrin. C'è una disaffezione non solo ad andare a votare, ma anche a chi si assume la responsabilità di avere degli incarichi istituzionali e devo dire che in previsione soprattutto della grande tornata elettorale del 2024, dove oltre una trentina di comuni bellunesi andranno al voto, sicuramente questo ci preoccupa. C'è bisogno di persone che si mettano a disposizione delle loro comunità e quindi dobbiamo fare uno sforzo tutti per cercare di creare i presupposti affinché queste persone si possano candidare e possano guidare i loro comuni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con la cronaca. Scivola sul sentiero durante un'escursione e muore sotto gli occhi del marito e di una coppia di amici, vittima una 75enne di Nervesa della Battaglia. Un'escursione in montagna conclusa in tragedia nella prima giornata di sole. Dopo tanta pioggia, a perdere la vita Lucia Gallina, 75 anni, originaria di Cornuda, residente a Nervesa, era assieme al marito ed una coppia di amici. Il gruppo stava salendo al bivacco Loff lungo il sentiero dell'Arco a Cison di Valmarino. All'improvviso la donna è scivolata sul sentiero bagnato, ruzzolando per una quarantina di metri nella scarpata e fermandosi all'altezza di un albero all'inizio del bosco. A dare l'allarme il marito, mentre l'amica era rimasta all'altezza della forcella, circa 900 metri di quota. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza. Con un vericello sono stati sbarcati il tecnico dell'elisoccorso e l'equipe sanitaria. Purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati nella caduta. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata e portata a valle. A Cison sono stati riaccompagnati dai soccorritori anche il marito e gli amici sotto shock per la tragedia. Sul posto, oltre al SUEM ed il soccorso alpino, sono intervenuti anche i carabinieri. Ed ora parliamo invece della 94esima adunata degli alpini a Udine, record di ascolti per le reti del gruppo di Media Nord-Est che ieri hanno trasmesso in diretta l'intera manifestazione. Oltre 1 milione di telespettatori che su Antenna 3, Rete Veneta e Tele 4 hanno seguito la sfilata delle penne nere.
È un record storico quello che ha fatto registrare ieri il network Media Nord-Est, sempre in diretta con le proprie emittenti, per portare nelle vostre case tutte le emozioni della 94esima adunata di Udine. Oltre 1 milione di telespettatori per Antena 3, Rete Veneta e Tele4 che confermano ancora una volta la propria leadership assoluta nel panorama delle televisioni locali per ascolto medio certificato Auditel. Prima televisione assoluta per ascolti in Veneto, Antena 3. Al secondo posto, durante l'intera giornata dedicata alle penne nere, c'è Rete Veneta. Ed eccola l'analisi della giornata televisiva di domenica grazie ai dati certificati Auditel, con il grafico degli ascolti del gruppo Media Nord-Est e quelli del gruppo concorrente Videomedia, la cui distribuzione è molto chiara. È un record che conferma la posizione di assoluta leadership per le emittenti del network Media Nord-Est, sempre leader, sempre sul campo per i grandi eventi e ancora una volta preferita alla concorrenza. Grande soddisfazione anche per gli investitori di Media Nord-Est che con oltre 5 milioni di visualizzazioni per i propri spot pubblicitari hanno raggiunto un pubblico vastissimo. Il nostro grazie va ad ognuno di voi, che ogni giorno scegliete le emittenti del nostro network sbaragliando qualsiasi concorrenza per nuovi record e sfide da vivere assieme. E un arrivederci a Vicenza l'anno prossimo con l'attesissima adunata nazionale nel capoluogo berico. Ma arrivederci anche a Belluno, dove dal 16 al 18 di giugno si terrà il raduno del terzo raggruppamento alpini. Naturalmente noi ci saremo per portare la triveneta delle penne nere nelle vostre case. Come sempre con voi e con gli alpini. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Dopo un brevissimo inizio di settimana soleggiato, torna il maltempo sul nostro territorio. Un profondo ciclone mediterraneo porterà nuove piogge, venti burrascosi, mari agitati e dunque possibili locali criticità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 16 maggio è eloquente, avremo condizioni spiccatamente instabili con precipitazioni diffuse e in alcune fasi persistenti e di moderata intensità, non escluse delle parziali schiarite nel corso del pomeriggio sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge intermittenti da moderate ad abbondanti. Temporanee schiarite anche in questo caso sulla costa, dove però soffierà bora forte con raffiche anche oltre i 100 km/h a Trieste. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà coperto con precipitazioni diffuse, a tratti anche intense. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.